Questa delibera ci ha francamente colti tutti di sorpresa. Il Veneto è l'unica regione, mi risulta, che vuole utilizzare questi medici, questi colleghi che sono formati in università che non vengono riconosciute dall'Italia, con lauree non riconosciute, e mettere nel pronto soccorso. Riteniamo questo sia un grave pericolo per la salute dei cittadini innanzitutto. Tutti contrari alle delibere della Regione che ha affidato ad Azienda Zero l'avviso pubblico che sarà rivolto a medici con titolo straniero non ancora riconosciuto in Italia, ma già presenti sul territorio e in possesso di permesso di soggiorno o cittadinanza italiana, con i medici e anche gli infermieri del Nursind. Come sindacato preferiamo attenzionare molto attentamente la scelta di affidare le cure a un medico con dei titoli in corso di accertamento. È sicuramente una cosa che va attenzionata e va vagliata con attenzione. Siamo a favore eventualmente di una creazione di una commissione regionale per velocizzare i tempi. Tanti punti di domanda dei professionisti della sanità, dalla preparazione di questi medici al fatto che non sono iscritti ad un albo professionale. Io sono laureato in medicina a Padova, ho fatto la specialità a Padova, ho studiato su migliaia di pagine di libri, ho sostenuto decine di esami, ogni anno vengo valutato con corsi di aggiornamento e formazione che se non faccio mi bloccano la mia attività professionale, e questa è una garanzia, penso, per i cittadini, per i nostri ammalati. Mettere nei pronti soccorso del nostro ospedale medici che oggi non sappiamo qual è la loro preparazione e professionalità è un rischio che penso che il Veneto non dovrebbe correre.